Il Tribunale del riesame conferma l'obbligo di dimora per il presidente Mario Oliverio, la decisione è stata resa nota stamattina. Torna ad infiammarsi il dibattito sulla distribuzione dell'acqua a Cosenza, botta e risposta tra Incarnato e Occhiuto. Si è spento dopo una lunga malattia Bruno Giordano, procuratore di Vibo, un magistrato molto apprezzato in Calabria per le sue coraggiose inchieste. Dalle telecamere di sorveglianza, ausilio importante per gli inquirenti che stanno indagando sull'omicidio di Marcello Bruzzese, fratello del pentito. Il Cosenza impatta in casa con la Salernitana davanti a 12.000 spettatori, il Crotone strapazzato dallo Spezia. Buon pomeriggio dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, confermato dal Tribunale del riesame di Catanzaro l'obbligo di dimora a carico del Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. I giudici hanno rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare presentata dall'avvocato Vincenzo Belvedere, legale del governatore. I particolari nel nostro servizio. Per il presidente Mario Oliverio è stato confermato l'obbligo di dimora, lo ha deciso il Tribunale del riesame di Catanzaro. Il governatore, coinvolto nell'inchiesta Lande Desolate su presunti appalti della regione pilotati, non potrà dunque lasciare il comune di residenza, ossia San Giovanni in Fiore. I giudici del riesame hanno confermato in sostanza l'impianto accusatorio dei magistrati della DDA. Ma cosa c'è dentro l'inchiesta Lande Desolate? Ci sono più cose, sia di natura giudiziaria che politica. Le prime seguiranno l'iter previsto in questi casi. Intanto, come dicevamo, c'è la decisione del TDL sul reato di abuso d'ufficio contestato al governatore, ma per Oliverio c'è un secondo capo di imputazione spuntato ieri pomeriggio e che riguarda la corruzione, un reato quest'ultimo non proprio leggerissimo, anzi decisamente pesante. E anche sul piano politico inevitabilmente la vicenda giudiziaria ha inciso, e come se ha inciso. Negli ambienti si discute e ci si interroga sul futuro del governo della regione, anche se i consiglieri della maggioranza sembrano tranquilli, almeno apparentemente, ma è inevitabile la proiezione su ciò che potrà accadere, visto che ad un anno o poco più dalla scadenza della legislatura bisognerebbe già immaginare, disegnare il progetto politico. I guai giudiziari di Oliverio hanno frenato, rallentato, stoppato questa attività propedeutica. Vedremo cosa accadrà. Certo è che molte nubi si addensano sull'orizzonte della politica calabrese. Botta e risposta tra il commissario della Sorica Luigi Incarnato e il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Insomma, il dibattito sull'acqua torna ad infiammarsi. Vediamo. La guerra dell'acqua non conosce tregue, non si ferma neanche per le festività di fine anno. Botta e risposta tra il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e il commissario della Sorica Luigi Incarnato, e quest'ultimo in una nota a definire imbonitore il primo cittadino perché continua a gridare al complotto, fa sapere Incarnato, nel maldestro tentativo di camuffare una realtà meno macchinosa, la sua incapacità nel gestire la risorsa idrica. La rete che porta il prezioso liquido nelle case dei cosentini è gestito, fa sapere Sorical, dal comune. In particolare l'acqua potabile proviene dagli acquedotti regionali in una quantità mediamente superiore a 300 litri al secondo. A questi si aggiungono gli apporti degli acquedotti comunali che, secondo Incarnato, con una rete idrica efficiente basterebbero da soli a soddisfare tutti i cittadini. La replica di Occhiuto non si è fatta attendere. Il sindaco definisce ventriloquo e inadatto a ruolo il commissario della Sorical e sull'acqua sottolinea che il comune Bruzio ha ridotto le perdite della rete di distribuzione idrica interna dell'80%, mentre Sorical continua a ridurre le forniture contravvenendo alle ordinanze sindacali. Occhiuto ricorda che a tal proposito ha più volte presentato denuncia alle autorità competenti. Infine la precisazione che Sorical non ha all'attivo nessun credito nei confronti del comune perché c'è un contenzioso legale in atto, toni per nulla concilianti, scintille tra i due enti, in mezzo un servizio fondamentale per i cittadini.
E si è spento dopo una lunga malattia il procuratore Bruno Giordano, procuratore di Vibo, un magistrato molto apprezzato in Calabria per le sue inchieste coraggiose. Vediamo. È stato un approccio straordinariamente emozionante per me, perché ho incontrato nella veste di questore, di prefetto, di dirigente della squadra mobile e di altri incarichi importanti, delle persone che avevo conosciuto, giovani funzionari come lo ero io a Reggio Calabria nei primi anni '80 e con cui avevamo lavorato sinergicamente, insomma, braccio a braccio. Quindi devo dire la verità, per me è stato come se si chiudesse quasi un cerchio, no? Nel senso che coloro con cui avevo iniziato a lavorare sono coloro con cui sto concludendo la mia attività professionale, tutti più carichi di esperienza, con qualche capello in più, qualche capello in meno, qualche capello più bianco, però tutti sempre entusiasti del lavoro che facevamo 30 anni fa e che continuiamo a fare adesso. Era marzo dello scorso anno, così si presentava con l'impeccabile signorinità che lo ha sempre contraddistinto Bruno Giordano, appena insediatosi alla guida della Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Un lavoro instancabile il suo, che ha portato avanti fino all'ultimo, malgrado fosse stato colpito da una grave malattia. Ha lottato con tutte le sue forze contro un male incurabile. Le sue condizioni si erano aggravate però nelle ultime settimane, poi, ieri sera, il suo cuore ha cessato di battere. La sua carriera si è sviluppata in 38 anni di servizio. Era approdato a Vibo Valentia dopo essere stato per 8 anni procuratore della Repubblica di Paola. Era stato sostituto procuratore a Reggio Calabria e successivamente procuratore della Repubblica aggiunto di Palmi. Un signore vecchio stampo, Bruno Giordano, che lascia un vuoto incolmabile nell'intera magistratura calabrese ed in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Stimato ed apprezzato per le sue doti umane, oltre che professionali, Vibo Valentia lo aveva accolto individuandone un punto di riferimento che ora viene a mancare troppo presto. E c'è stato un rogo a Feroleto Antico, siamo nel Catanzarese, paura per un incendio scoppiato in un'abitazione occupata da una famiglia composta da 7 persone, tra cui 2 bambini. Ad essere interessata dalle fiamme partite dal caminetto di casa è stata una struttura a 2 piani. Il rogo ha distrutto il piano superiore dell'abitazione, provocando il crollo parziale del tetto. L'intero nucleo familiare, che al momento dell'incendio si trovava all'interno dell'appartamento, è comunque riuscito a mettersi in salvo. Solo il proprietario dell'immobile, nel tentativo di estinguere le fiamme e di recuperare il possibile, ha riportato alcune ustioni alle mani. Dopo le prime cure da parte di personale del 118 è stato accompagnato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, supportati da uomini e mezzi provenienti da Catanzaro. In via precauzionale e in attesa delle verifiche tecniche, lo stabile è stato dichiarato inagibile. Il nucleo familiare è attualmente ospitato da parenti. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Le indagini sull'omicidio di Pesaro si concentrano sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso i killer che nel giorno di Natale hanno ucciso Marcello Bruzzese, 51 anni. Sull'agguato indaga la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria in collaborazione con la DDA di Pesaro. La polizia sta effettuando perquisizioni nelle abitazioni dei calabresi nella città marchigiana. Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha danneggiato parzialmente la struttura di un lido balneare a Simeri-Crichi nel Catanzarese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Solo l'intervento tempestivo ha consentito di limitare i danni provocati in larga parte dal fumo sprigionato dalle fiamme che ha invaso i locali. Si è scagliato contro i carabinieri che gli notificavano il provvedimento di sequestro del suo furgone coinvolto in un incidente, tentando di colpirli a calcio e pugni. Un commerciante ambulante di origine marocchina, 56 anni, è finito ai domiciliari con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.
4 misure cautelari sono state eseguite dagli agenti della Questura di Reggio Calabria nei confronti di 4 minori accusati di essere i responsabili del pestaggio commesso il 25 luglio scorso in corso Garibaldi. La vittima subì prima lo spegnimento di una sigaretta sul braccio sinistro, poi fu colpito con calci e pugni in viso. Le indagini della procura si sono basate sulla collaborazione di alcuni giovani. Alleggeriamo il tono con i preparativi per le feste di fine anno. In collegamento per noi al Metropolis di Rende c'è Gianluca Pasqua, non lo vedo ancora ma dovrebbe esserci, eccolo. Gianluca, allora qual è la tendenza di quest'anno? Buon pomeriggio Rosalba, collegamento diverso, lo dicevi, questa volta ci occupiamo di argomenti leggeri, delle festività, siamo al Giro di Boa praticamente perché abbiamo appena trascorso il Natale e Santo Stefano e ci avviamo verso il Capodanno. Oggi la temperatura ci permette di scegliere fra i centri commerciali oppure la piazza o anche il corso a Cosenza ed è una città che vogliamo guardare da 2 punti di vista, quella di una persona che vive fuori dalla Calabria, che ha conosciuto la Calabria per amore come Pietro, che ha passato il Natale a Morano, ci raccontava, e Giancarlo Pagano, invece artista cosentino, che è un po' l'anima delle festività e delle feste dei cosentini e ci può dire qual è il trend che riguarda sia la musica e quindi le serate in discoteca ma anche a casa, perché si è riservato una serata a casa. Cominciamo con Pietro, che ha vissuto il Natale in un paese che sembra quasi un presepe. Esatto, sì, io devo dire che il paese è stupendo. E sono stato molto bene perché ormai è la 5ª volta che vado per Morano e devo dire che veramente è un gioiello della Calabria, perché già ho anche visto anche le pubblicità, comunque anche il concorso che ha fatto tra gli altri borghi d'Italia, comunque che è stato il programma quello sulla Rai, e io me ne sono innamorato. Poi vabbè, mi sono innamorato anche della ragazza di Morano, quindi devo dire che sono stato molto bene. Il Capodanno come sarà? A Morano oppure a Cosenza? No, qua ci sono concerti e altro? Io sarò sempre lì vicino a Morano perché siamo stati invitati comunque da amici comunque di famiglia e passerò sempre lì comunque diciamo nei dintorni di Morano. Allora, Capodanno d'amore per Pietro, invece Giancarlo Pagano diciamo che sarà impegnato in un veglione, non diciamo quale per pubblicità, però diciamo che le feste sono animate da tantissima musica. Sì, allora come al solito insomma noi ogni anno alterniamo un poco quello che è la nostra giornata tra la famiglia e il lavoro, e quindi tra la musica, i figli, insomma, stare a casa, il piacere del mangiare, un po' tutto. Devo dire che oggi è una grande sorpresa, periodo di Natale, essere intervistato da Pasqua, quindi non è... La tradizione si conferma comunque, veglioni, serate, c'è un trend sempre positivo? Sì, diciamo che le tradizioni anche in questo continuano con il solito veglione Natale, il veglione di Capodanno. Che, nonostante le feste in piazza però comunque... Sì, devo dire che nonostante le feste in piazza, nonostante quello, c'è ancora gente che comunque preferisce fare il veglione, diciamo, con il cenone, ecco. A proposito di cenone, passiamo alla gastronomia. Pietro, cosa ti piace del cibo calabrese? Allora, sicuramente la salsiccia, l'anduia, sono cose fenomenali. Devo dire che, essendo originario anche di Napoli, la salsiccia, che comunque ha una piccola differenza, però devo dire, sono entrambi buone. E apprezzo molto comunque il cibo gastronomico qua in Calabria. Approviamo, Giancarlo? Approvo, io non si vede però io approvo e assaggio tutto. Rosalba, se hai qualche curiosità da studio, altrimenti possiamo salutare i nostri ospiti. Grazie Gianluca, abbiamo capito, buona tavola e tanta musica per dare il benvenuto al nuovo anno. Sarà così che i calabresi attenderanno appunto il 2019. Parliamo ancora di musica con il concerto dell'Orchestra Sinfonica Calabrese. Ha chiuso il Paola Festival 2018, sul palco tutti gli artisti calabresi. Vediamo.
I classici della musica lirica. Paola per la serata conclusiva del Paola Festival 2018 Armonia, Arte e Palazzo, la rassegna che ha portato nella cittadina tirrenica la musica jazz, quella classica, ma anche la musica etnica e quella sinfonica. Sul palco tutti artisti calabresi. Un'edizione straordinaria con generi, artisti di livello nazionale, internazionale, e generi diversi, dal jazz al pop, all'etnico, al classico ovviamente, ma a chiusura l'abbiamo voluta affidare ai grandi talenti, giovani talenti musicisti calabresi. Giovani artisti di talento che hanno entusiasmato il pubblico presente, ma cosa resterà di questa edizione del festival? Una crescita del nostro territorio dal punto di vista culturale grazie allo spessore artistico dei nostri protagonisti, una promozione del nostro territorio grazie anche ai tantissimi eventi collaterali che sono stati organizzati e che hanno promosso tutte le eccellenze del nostro territorio, in particolare un'occasione di promozione dei nostri giovani talenti. Siamo allo sport, agonismo in campo e spettacolo sugli spalti in Cosenza Salernitana, 13.000 spettatori per una classica sfida del Sud in Serie B. I Lupi chiudono il girone d'andata con una classifica abbastanza soddisfacente, ancora 90 minuti da giocare per il Crotone battuto ieri dallo Spezia. Massimo Oddo, allenatore del Crotone, si è dimesso dopo un confronto con il patron Vrenna. Al suo posto tornerà Giovanni Stroppa. Vediamo. 18 partite, 19 punti, 12 conquistati nelle ultime 9 giornate. Per il Cosenza, dopo il pareggio con la Salernitana, è tempo di bilanci di metà stagione, visto che osserverà il turno di riposo proprio nell'ultima giornata del girone d'andata. Lupi a doppia velocità nel primo round della ritrovata Serie B, un avvio a rilento costellato da incidenti di percorso, ingenuità ed episodi sfortunati, e una crescita costante in termini di personalità e risultati nella seconda parte del girone. Ci mancano 4-5 punti in classifica, dirà in conferenza stampa Piero Braglia, che conta di recuperarli in un girone di ritorno più lineare da parte dei rossoblù, adesso più maturi e pronti per tenersi a galla in un campionato che il mercato renderà ancora più competitivo. La partita con la Salernitana resterà agli annali come un classico 0-0 con qualche emozione e qualche occasione sprecata soprattutto dai Lupi. Questo a guardare quello che è successo in campo tra rossoblù e Amaranto, ma forse stavolta è il caso di alzare sguardo e obiettivi verso gli spalti, perché un altro spettacolo, quasi ignorato dalle telecamere ufficiali, è andato in scena in tribuna B e curva sul Bergamini. Coreografie dedicate a Gigi Marulla, l'eroe che salvò il Cosenza a scapito proprio dei campani, il simbolo evocato all'inizio dei playoff che hanno riportato in cadetteria i Lupi e la città. 13.000 spettatori, colori, canti e cori per la partita che il Cosenza non è riuscito a vincere nonostante l'impegno, soltanto in campo però. Io ho visto l'azione di Tutino che poteva finire meglio, ho visto l'azione di Baclé che poteva finire meglio, ho visto la palla che è passata con Baez che era in ritardo. Loro onestamente non mi hanno dato l'impressione che ci potessero far male. Era una sensazione mia probabilmente, però io l'ho vista così. Secondo me abbiamo una buona base per poter arrivare bene in fondo, per poter rompere le scatole a tutti e per poterci tirare fuori dai guai, per la soddisfazione di tutti. Non c'è fine al peggio per il Crotone, anche lo Spezia passeggia all'uscita e quella che fino a qualche settimana fa era considerata un'impresa, adesso è diventata quasi una costante. Non è servito cambiare qualche interprete, la crisi ha investito tutti, come un malanno contagioso. I rossoblù di Oddo stanno facendo rimpiangere la squadra del primo periodo del campionato, magari non irresistibile, ma di sicuro meno fragile delle formazioni schierate in questo scorcio finale del girone. È una questione di stimoli e di personalità, elementi imprescindibili per affrontare un campionato di alto livello, indispensabili soprattutto per tirarsi fuori da situazioni delicate come quella che vivono adesso Cordaz e compagni. 2 punti conquistati nelle ultime 9 giornate, una miseria che ha relegato i pitagorici al terzultimo posto. La società riflette sul da farsi a 90 minuti dal termine del girone d'andata e una partita al trasferta di Ascoli che come tutte sembra uno scoglio insormontabile per una squadra costruita per vincere che adesso non risponde più ai comandi e neanche alle strigliate. Sono proprio amareggiato stasera della prestazione,
È la società che è al terzo Montesolari in tutta la Serie B e vedete i giocatori che la palla tra i piedi gli brucia, non lo so. L'altro giorno sono andato a trovarli e eventualmente se affondiamo tutti quanti insieme se eventualmente non hanno mercato. Fine girone di andata, chi eventualmente non se la sente più di continuare alza la mano e la porta è aperta, ecco. Riesco a spiegarmelo anche io, non riusciamo a fare 2 passaggi consecutivi. Durante la settimana ho seguito spesso gli allenamenti, sembra una squadra che può affrontare tranquillamente una squadra di Serie A, poi scendono domenica in campo e sono irriconoscibili. Ora arrende per la manifestazione sportiva mini basket sotto l'albero organizzata dal Comitato Provinciale FIP di Cosenza, che ha coinvolto le diverse realtà cestistiche del territorio. Vediamo. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Si chiama Mini Basket sotto l'albero ed è l'iniziativa organizzata dalla FIP, Comitato Provinciale di Cosenza, in collaborazione con le diverse realtà cestistiche del territorio, fra cui il CUS Cosenza, che ha ospitato i giovanissimi atleti nell'impianto dell'Università della Calabria. Un pomeriggio all'insegna dello sport e del divertimento, in gare fra le varie squadre partecipanti che si sono avvicendate sui 2 campi messi a disposizione e gli atleti di diverse età dai 7 ai 13 anni, oltre una settantina, che si sono sfidati sotto lo sguardo di genitori e preparatori. Poi l'immancabile tombola con premi rigorosamente di carattere cestistico, oltre che buffet e dolci regalati a tutti i partecipanti dall'atteso Babbo Natale. Un evento che ha riscosso grande successo e partecipazione, nato per coinvolgere le realtà del territorio che per un pomeriggio hanno messo da parte la goliardia e l'agonismo. La sensazione condivisa è stata quella di aver partecipato ad una festa in famiglia dove i più grandi si sono divertiti e hanno fatto divertire i più piccoli e dove tutti si sono sentiti protagonisti. Insomma, una vera festa di Natale con tanto divertimento, contornato anche da ricchi premi. Jingle bell rock, jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ancora alta pressione sul nostro territorio. Deboli infiltrazioni di aria umida sul Tirreno causeranno la presenza di nubi basse che renderanno il cielo a tratti nuvoloso tra Lametino, Vibonese e Reggino. Ampi spazi soleggiati altrove. Oggi sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti tra Basso Cosentino, Tirrenico, Lametino, Vibonese e Reggino nel corso della giornata. Senza tuttavia fenomeni di rilievo, temperatura in lieve aumento. Domani avremo maggiore variabilità con nuvolosità irregolare sui versanti tirrenici ed interni. Non sono previsti tuttavia fenomeni di rilievo. Cielo generalmente poco nuvoloso sul settore ionico-crotonese e basso cosentino. Temperatura stazionaria. Passiamo ora ai mari e venti. Oggi venti deboli da maestrale sul Tirreno con mare poco mosso. Sullo Ionio residua ventilazione settentrionale. Sul settore crotonese con mare poco mosso. Venti calmi o deboli di direzione variabile sui rimanenti settori, con mare calmo o quasi calmo. Domani venti deboli da maestrale sul Tirreno, con mare poco mosso, calmo o quasi calmo il settore più settentrionale. Venti settentrionali tra deboli e moderati sullo Ionio, Cosentino e Crotonese, con mare poco mosso. Calmo o quasi calmo il settore catanzarese e reggino per venti deboli di direzione variabile. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento.